Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Lacrime e fango, il maltempo e la pioggia che hanno colpito Giarre e Mascali lasciano devastazione e rabbia tra gli abitanti della zona. Restano critiche anche le situazioni a Ginostra e a Licata. E con il maltempo e le piogge continua ad allagarsi la A18 Messina Catania. Al nostro microfono parla il direttore generale del CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Confermata la condanna a 8 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al giovane, all'epoca dei fatti minorenne, accusato di far parte del branco. A Messina, identificate dalla procura dei minori le ragazzine coinvolte nelle risse riprese e divulgate sui social. Capimafia in libertà, lascia il carcere sempre per decorrenza dei termini anche il boss di Resuttana, Giuseppe Corona, considerato il re delle scommesse all'ippodromo di Palermo, era il 41 bis, condannato a 15 anni. Nella chiesa Sacro Cuore delle Rocche di Agrigento, i funerali di Patrizia Russo, la 53enne uccisa dal marito nell'abitazione di Solero in Piemonte. Siracusa, arance di piccole dimensioni a prezzi più alti. La siccità colpisce anche la produzione di agrumi e di conseguenza le tasche dei consumatori. Ancora buonasera. Lacrime e fango nel Catanese. Il maltempo ha colpito duro la zona ionica. L'esondazione del torrente Continella ha allagato abitazioni e attività commerciali al confine tra Giarre e Mascali. Sentiamo il servizio di Tonino De Mana. Non c'ho niente da raccogliere in questo fango, che cosa devo raccogliere? Niente c'ho più, non c'ho niente, anche i muri sono saltati. Le lacrime rigano i volti, mentre il fango ricopre ogni cosa, gettando nella disperazione residenti e commercianti. Annunciato dagli esperti meteo, il maltempo ha colpito duro il versante ionico della Sicilia ed in particolare il territorio fragile al confine tra Giarre e Mascali. Si scava a mani nude, con le carriole che portano fuori da case e garage quel che si può recuperare, ben poco, a giudicare dalle immagini. Arredi e suppellettili distrutti dalla forza dell'acqua, elettrodomestici da buttare, così come giocattoli dei bambini. Grandi e piccoli ricorderanno a lungo il 22 ottobre 2024, altra data nefasta che si aggiunge all'alluvione del 13 marzo 1995. Sul banco degli imputati, questa volta, finisce il torrente Continella. Anni mandavate segnali che non lo puliscono. Io ho fatto diverse comunicazioni, diverse esposte agli organi competenti e nessuno ha fatto niente. In ginocchio diverse attività commerciali, il piazzale che vedete è una strada totalmente ricoperta di fango dove si cerca di recuperare quel che resta. Tanta rabbia pure per quello che è successo, perché nel 2024 è impensabile vedere questo. Io ho già mandato PEC sia ai comuni interessati, perché qui è Giarre, lì è Mascali. Questa è regionale e quella provinciale, quindi ho già mandato un po' di PEC nella speranza che qualcuno mi aiuti. Si aggira quasi sbarrito anche lui nel fango, il sindaco di Giarre, Cantarella. Certamente non siamo sicuramente preparati a questo tipo di eventi e non essere preparati significa poi questo. Le competenze sono di molti, però è chiaro che la Regione in questo senso deve avere un ruolo soprattutto di presentare progetti, di poter attivare delle procedure per poter evitare questo tipo di situazione. L'ennesima bomba d'acqua pone l'accento sulla fragilità del territorio e sulle competenze, in realtà poco chiare, per uno scaricabarile tra comuni, regione ed ex province che infanga anche la dignità di chi ha perso tutto. Ancora critica anche la situazione a Ginostra, nell'isola di Stromboli, alle Olie, ancora sommersa dal fango, e a Licata, nell'Agrigentino, allagata dall'esondazione del fiume Salso. Lorena Dolci. Vedete come questa è la situazione, ha trascinato tutto qua giù accanto al mio negozio, questi sono tutti i detriti che ci sono per strada. A Ginostra tutto è rimasto com'è, il fango sceso dal vulcano ricopre ogni cosa. Le strade sono ancora piene di detriti, masse e pietre venuti giù dalla montagna dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Un fiume che ha tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni. Anche oggi le linee telefoniche non funzionano, ma per fortuna c'è internet. Gianluca Giuffre, che a Ginostra vive e lavora, ci mostra la situazione. Abbiamo ancora tutti i detriti e il fango nel villaggio, parliamo di 50 centimetri di altezza
di materiale, anche di più in certi tratti, e c'è stato, come dire, qualche piccolo intervento di alcuni volontari locali, ma al momento non c'è, dall'esterno non abbiamo avuto interventi di ditte che possano, insomma, ripulire Ginostra, almeno diciamo per liberare le strade trattandosi di un vulcano attivo. Una trappola in caso di eruzione, senza considerare che le strade fanno da tappa ad ulteriori piogge. Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno invaso le case. Si continua a lavorare anche a Licata, sommersa dall'esondazione del fiume Salso. Colture e serre allagate, il mercato ortofrutticolo in tilt, una mazzata per l'agricoltura della zona. Ancora all'opera, varie squadre impegnate a liberare e pulire gli scarichi fognari otturati. Il comune ha ordinato di cospargere di sabbia le strade infangate per velocizzarne l'asciugatura e la successiva rimozione. E sulla A18, a causa degli allagamenti, si sono registrati appunto anche dei disagi. Abbiamo raccolto le parole del direttore generale del CAS, Franco Fazio, in questa intervista di Francesco Triolo. Uno svincolo, quello di Fiumefreddo sott'acqua, la cascata all'altezza di Capali. Il maltempo dei giorni scorsi ha causato non pochi disagi per gli automobilisti lungo l'autostrada Messina-Catania, evidenziando anche alcune situazioni di criticità sull'asfalto. Una situazione che è sui tavoli del Consorzio Autostrade Siciliane, dove si sta studiando la cartografia e la mappa aggiornata dei luoghi. Nel frattempo continua il lavoro sulla pulizia degli scogli. L'autostrada ha subito l'allagamento, non lo ha causato. Nella zona di Roccalumera in pratica l'acqua è tracimata da una strada provinciale e quindi una volta risolto il problema a monte, poi l'acqua non è più defluita in autostrada, il problema si è risolto. A Fiumefreddo invece il problema è noto da tempo, ricorda il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, ma la pioggia di lunedì ha costretto a chiudere la rampa di immissione in direzione Catania. A Fiumefreddo invece allo svincolo c'è un problema che perdura da anni, che bisogna capire come e chi deve intervenire. Ci sarà qualche pecca nostra, qualche grata che non era perfettamente in ordine, ma a Fiumefreddo c'è un problema che deve essere risolto alla radice. Quindi, perché è sempre acqua che proviene da monte, da un canalone a monte dell'autostrada, per cui dobbiamo un attimino fare il punto per capire chi deve intervenire, come intervenire e fare in modo che il problema non si ripeta più. Adesso cambiamo argomento, parliamo dello stupro del Foro Italico a Palermo, confermata la condanna per uno degli imputati, l'unico minorenne all'epoca dei fatti. Per gli altri la sentenza è attesa invece a novembre. Il servizio. Quel 7 luglio del 2023 c'era anche lui nel gruppo di 7 che violentò una ragazza di 19 anni in un cantiere abbandonato al Foro Italico. Era l'unico minorenne. Adesso la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 8 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al giovane, all'epoca 17enne. I giudici hanno accolto la ricostruzione dei magistrati. Il ragazzo partecipò attivamente alle violenze. Il gruppo del Tribunale dei minori aveva scritto che aveva agito con speciale efferatezza e senza il più elementare senso di umanità, infliggendo alla ragazza sofferenze indicative di allarmante e non comune brutalità. L'imputato, subito dopo l'arresto, confessò di aver partecipato allo stupro, dichiarandosi pentito, uno stratagemma, secondo gli inquirenti, per alleggerire la sua posizione. Il ragazzo venne infatti mandato in comunità, da dove però pubblicò sui social contenuti in cui si vantava di quanto accaduto. Per questo venne nuovamente arrestato e mandato in un istituto detentivo. E alle battute finali in primo grado invece il processo ai 6 maggiorenni con il rito abbreviato. La sentenza è attesa per l'8 novembre. Il GUP di Caltagirone ha rinviato a giudizio per omicidio Costella Balan, rumeno di 35 anni, e suo connazionale Gheorghe Ciprian Apretrei di 34 anni, fidanzato della 25enne moldava Vera Schiopu. I due, che erano stati fermati dai carabinieri, sono accusati di aver simulato il suicidio della donna, che era stata trovata impiccata il 19 agosto del 2022 in un casolare di Contradasferro tra Ramacca e Paternò. La prima udienza del processo si terrà a novembre davanti alla Corte d'Assise di Catania. A Messina, identificate dalla Procura dei minori le ragazzine coinvolte nelle risse riprese e divulgate sui social. Il servizio.
Sembrano avere un unico filo conduttore le risse che hanno coinvolto alcune ragazzine a Messina nelle scorse settimane. Almeno così si evince all'esito delle indagini condotte dalla Procura del Tribunale per i minorenni di Messina, diretta dal dottor Andrea Pagano, che ha portato all'identificazione delle minorenni, tutte tra i 13 e i 15 anni. Identificate intanto le minori accusate di aver aggredito una coetanea nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre all'interno di Villa Dante, una scena immortalata da un video divenuto virale. Le due minorenni, rispettivamente i 14 e 15 anni, hanno aggredito avvicendandosi una 14enne, mentre altre due ragazze di 13 anni appartenenti allo stesso gruppo riprendevano tutto con i rispettivi cellulari. Identificata la vittima dell'aggressione avvenuta senza alcuna ragione, come lei stessa ha dichiarato, dopo essere stata pretestuosamente accusata dalle indagate di averle apostrofate con parole volgari. La ragazzina, accompagnata da un genitore, non ha voluto sporgere denuncia. Secondo le risultanze delle indagini, una delle ragazzine che riprendevano la rissa di Villa Dante è l'autrice di un'altra aggressione gratuita, anche questa ripresa da un video diventato virale, verificatasi in via La Farina nella serata del 28 settembre, e in quell'occasione c'era anche l'altra tredicenne, autore del video dei fatti di Villa Dante, che ha innescato l'aggressione dicendo alla vittima di averci provato con un ragazzo che le interessava. Il genitore della vittima, una ragazzina dodicenne, si è riservato di presentare denuncia. La quindicenne autrice dell'aggressione di Villa Dante è stata inoltre identificata nell'ambito della stessa indagine come la compartecipe ad una rissa, oggetto di un terzo video che ha avuto ampia diffusione, verificatasi sul tram su via San Martino il 24 agosto. La minore è stata denunciata per risse ed intratti dell'indagine coordinata dalla Procura per i minori sono stati trasmessi al questore di Messina per l'applicazione di eventuali misure di prevenzione. Lascia il carcere di Milano Opera il boss della mafia di Resuttana, Giuseppe Corona, dopo la scarcerazione di 9 favoreggiatori di Messina Denaro, rilascio per decorrenza dei termini anche per il re delle scommesse all'ippodromo di Palermo. Era al 41 bis, condannato a 15 anni. Manlio Viola. È tornato libero da ieri Giuseppe Corona, 56 anni, accusato di essere il reggente del mandamento mafioso di San Lorenzo a Palermo. Per lui l'ordine di scarcerazione è arrivato per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Resta imputato, ma non detenuto. Si tratta della 10ª scarcerazione in 10 giorni dopo la liberazione di 9 favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, decisa dalla Cassazione il 14 ottobre ed eseguita in questi giorni. È una sconfitta dello Stato che non riesce a mantenere i processi entro i termini della ragionevole durata. La scarcerazione di Corona dunque è soltanto l'ultima di una lunga serie. Ex cassiere del bar del Porto di Palermo, Corona è considerato l'uomo d'oro del riciclaggio dei proventi illeciti di Cosa Nostra, dalle scommesse all'ippodromo ai proventi della droga. Arrestato nel luglio del 2018 come uomo del mandamento di San Lorenzo, viene considerato comunque anche il raccordo con l'altro grande e potente mandamento mafioso palermitano, quello di Porta Nuova. Per il re del riciclaggio potrebbero però arrivare presto altri provvedimenti, anche se non più la carcerazione. I 9 fedelissimi di Matteo Messina Denaro, scarcerati in precedenza, infatti sono stati raggiunti da un divieto di dimora, una misura legata a quella che il codice definisce pericolosità sociale. Una assoluzione e 12 condanne. La sentenza emessa nei confronti di 13 presunti appartenenti al clan mafioso Cappello nel processo di secondo grado emerso dalla terza sezione della Corte d'Appello di Catania per la sparatoria tra organizzazioni criminali contrapposte dell'8 agosto 2020. State vedendo la zona delle immagini nello scontro armato tra esponenti del gruppo dei Cursoti milanesi e del clan Cappello. Morirono Luciano D'Alessandro di 48 anni e Vincenzo Scalia di 29 anni. Altre 4 persone rimasero ferite. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta ad Agrigento nel giorno dei funerali di Patrizia Russo, l'insegnante siciliana di 53 anni uccisa a Solero in provincia di Alessandria dal marito reo confesso Giovanni Salamone. L'uomo nei giorni scorsi ha tentato di togliersi la vita in carcere. Il servizio. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta oggi ad Agrigento nel giorno dei funerali di Patrizia Russo, l'insegnante siciliana di 53 anni uccisa a Solero in provincia di Alessandria dal marito reo confesso Giovanni Salamone di 61. L'uomo nei giorni scorsi ha anche tentato di togliersi la vita in carcere. Grande commozione e partecipazione nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù della Città dei Templi, dove il vicario generale dell'arcidiocesi di Agrigento, Don Giuseppe Cumbo, ha ufficiato i funerali della donna. Il Signore ci aiuti a capire che chi provoca la morte in qualche modo
modo la morte ce l'ha dentro, ha detto Don Cumbo guardando i figli della coppia. Nelle prime file infatti erano seduti anche Giuliana e Francesco, i due figli ancora attoniti per l'accaduto. Dal Piemonte ad Agrigento per partecipare ai funerali sono venuti anche il sindaco di Solero, Andrea Toniato, e il parroco della chiesa di San Perpetuo, Don Mario Bianchi. Una comunità, quella del paesino piemontese, colpita profondamente dall'accaduto, anche se la coppia di siciliani viveva lì soltanto da poco più di un anno. La comunità agrigentina ha comunque fortemente voluto salutare Patrizia. 2 giorni fa nella chiesa della Badiola, nel quartiere in cui la donna era cresciuta, si era tenuta una commemorazione e in quella occasione era persino stata lanciata una sottoscrizione per il rientro della salma. Resta intanto il mistero intorno al movente del delitto. Insegnante di sostegno lei, agricoltori e attivista lui, non avevano mai lasciato trasparire tensioni che potessero sfociare in questa tragedia. E da Agrigento ci spostiamo a Modica, dove la situazione è sempre più difficile a causa del pronto soccorso, dove sono stati ridotti da 5 a 4 i medici per un'utenza, pensate, di 140.000 abitanti. Il servizio di Veronica Barbarino. Il pronto soccorso di Modica è depotenziato, mancano i medici e i bandi vanno deserti nonostante gli incentivi economici. Si cerca di lavorare con le risorse che si hanno a disposizione, ma per usare una metafora si direbbe che la coperta è corta per offrire un servizio ottimale al bacino di utenza di 140.000 abitanti per cui è riferimento. La situazione è sempre più difficile dopo il diminuire del numero dei medici strutturati da 5 a 4, in grado di essere utilizzati per svolgere il turno di notte. Il quinto è stato trasferito di reparto in quanto vincitore di concorso. Come soluzione per sopperire all'assenza di una unità, l'uso del primario, in quanto responsabile del reparto, dice il direttore generale dell'ASP Ragusana. Ma questo è stato oggetto di critica da parte del sindaco di Pozzallo, che primario di quel pronto soccorso lo è stato per anni. Questo significa distruggere un perno fondamentale dei servizi di emergenza-urgenza per gli audit, per l'organizzazione del servizio. Dopo un mio intervento si è cercato un altro tipo di soluzione, che è quello di privare i reparti internistici ospedalieri della Guardia Medica Attiva e portarla al pronto soccorso. Quindi i pazienti ricoverati non hanno un medico di guardia. A farne i conti di questo disservizio è la salute dei cittadini, a sottolinearlo il medico e presidente del Comitato Civico, articolo 32. Ci sono attese che vanno fino a 3 giorni. Più volte mi sono trovato in questi pronto soccorso, tant'è che ho fotografato anche alcune situazioni, alcune condizioni che sono pericolose per la vita dei pazienti, ma che sono anche faticose per tutto il personale che è adibito in questa istituzione sanitaria. Adesso cambiamo decisamente argomento. Nel Siracusano è già cominciata la raccolta delle arance bionde, ma quest'anno i frutti sono più piccoli a causa della siccità. Per il consumatore i costi potrebbero essere più alti. Servizio di Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e queste arance arriveranno sulle nostre tavole. Siamo in un agrumeto della zona sud di Siracusa. Qui si producono le bionde, le prime della stagione ad essere raccolte in un'annata segnata dalla siccità. Ci colpisce già dall'anno scorso, quindi da dicembre fino a febbraio, che non ha piovuto. Noi aspettavamo le piogge, non ha piovuto, purtroppo è continuata, quindi i costi di gestione e costi di irrigazione continui, con trivelle sempre accese H24 su estensioni importanti, e le arance ne hanno risentito perché abbiamo pezzature piccole. Dalla piana di Catania al Siracusano il prodotto non cambia, arance più piccole quindi, ma come precisano i produttori, sempre di alta qualità. Non ci sarà nessuna differenza fra l'anno scorso, potremmo avere in alcuni casi un lieve diminuzione della pezzatura. Sembrerà strano, ma le piogge di questi ultimi giorni non hanno spazzato via la siccità. Il problema resta, soprattutto sul raccolto di questa stagione, penalizzato dalla carenza idrica, e i costi al consumatore finale potrebbero aumentare. La grande distribuzione la fa lei i prezzi, noi produttori prendiamo sempre quelli, o c'è siccità o non c'è siccità, il prezzo in campagna bene o male è sempre quello. Confagricoltura parla di una produzione dimezzata e chiede aiuto alla regione. Quello che è stato fatto finora non basta. Ci sono delle dighe ancora non collodate, sono oltre 20 dighe non collodate, chiaramente lì la competenza non è dell'assessorato agricoltura bensì del governo nazionale, ma c'è il problema dei consorzi di bonifica, con gli stessi consorzi che emettono bollette per beneficio irriguo mai ricevuto ai nostri agricoltori.
Sono state ampliate le competenze del commissario nazionale della depurazione delle acque reflue Fabio Fatuzzo, che adesso, come da lui stesso più volte sollecitato, potrà occuparsi anche del riuso delle acque reflue. Fatuzzo, in qualità di commissario, può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi del riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, in questo caso, come avete visto, nei campi e nelle colture. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio. Domenica prossima il Catania tornerà al Massimino per ospitare il Latina, trasferte invece per Messina e Trapani, impegnate rispettivamente ad Avellino e Monopoli. Sergio Colosi. Il Catania, in serie utile da 5 giornate, lancia la sfida al Benevento e dietro guarda l'Avellino. Sembrano queste le formazioni più accreditate per la promozione diretta in B. I rostazzurri hanno ripreso il ritmo delle consuete sedute settimanali, una al giorno, con vista all'impegno di domenica al Massimino contro il Latina, che ha esonerato il tecnico Padalino. La certezza è che De Rosa, impegnato in un lavoro differenziato, non potrà recuperare per la prossima gara. Tempi più lunghi per Sturaro e ancora di più per Di Tacchio. 3 pedine di spessore ed esperienza, ma il Catania ha dimostrato qualità e panchina lunga. Carpani è tornato in gruppo, sta bene anche Inglese, pronto a partire titolare contro i laziali, che hanno fatto un solo punto nelle ultime 5 partite. Quel pareggio è arrivato contro il Messina, specialista da 3 settimane del segno X. Cercasi gol in casa giallorossa, dove l'infortunio di Anatriello complica i piani di Modica. Non perdere nell'appuntamento di domenica sarebbe già un bel segnale, tenuto conto che l'avversario si chiama Avellino, 4 successi di fila dall'arrivo dell'ex biancolino. La prima siciliana di Serie C a scendere in campo sarà il Trapani, che sabato eredita quel Monopoli senza difesa graziato dalla formazione peloritana. I pugliesi sperano di recuperare qualche pedina, altrimenti sarà difficile fermare l'attacco granata, che comunque alterna prestazioni anonime ai 5 gol contro Audace Cerignola e Potenza e ai 4 con la Turris. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.